io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte le paure. Che prezioso fu il momento in cui credetti in Lui. Mi liberò, mi ha salvato dalle catene, mi riscattò. È come un fiume di vero amor, grandiosa grazia, eterno amor. Benedizioni Lui mi promise, sicuro in Lui io sono. Il mio scudo è la mia protezione, fin quando io vivrò. Mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. È come un fiume di vero amor, grandiosa grazia, eterno amor. Perfetta grazia che dolce viso, che ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo, mi liberò, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. È come un fiume di vero amor, grandiosa grazia, eterno amor. È come un fiume di vero amor, grandiosa grazia, eterno amor. Buongiorno a tutti, buongiorno nella pace del Signore Gesù, benvenuti alla nostra preghiera del mattino. La preghiera del mattino è un programma di Sheadamit, Chiesa Evangelica Assemblea di Dio, Arca Missionaria Italiana. E io sono il pastore Victor Lopes e pela grazia e bontà del Signore sarò con voi stamattina per lodare e benedire il santo nome di Gesù. Se tu ancora non sei iscrito su questo canale, io ti invito a iscreversi immediatamente. Questo canale ha come scopo, come proposito, proclamare, annunziare, benedire tutte le persone tramite la parola di Dio, il Vangelo, le buone notizie. Alleluia. Chi non piace ricevere una buona notizia? Magari tu stamattina stai a dire: io
avrei molto bisogno di ricevere una buona notizia, una telefonata, una mail con un messaggio, una risposta, un SMS con una risposta. Ma io sono qui, in questo mezzo di comunicazione, per dirti che c'è una buona notizia per la tua vita. Gesù Cristo è il Signore, è il Salvatore, e Lui è venuto se non per perdonare i peccati e per salvare l'uomo dalla condanna eterna. Gesù Cristo è la via, è la verità e la vita, e nessuno va dal Padre se non per mezzo di Lui. Alleluia! Buongiorno! Questa è la preghiera del mattino e questa è la buona notizia che ho per lasciarvi, per darvi stamattina, che è il Vangelo che il Signore ci ha lasciato. Gloria al Signore. Abbiamo lodato la grazia del Signore, e che buono che c'è la grazia del Signore che ci fa seguire avanti. Io vorrei anche disporre, lasciare disponibile il nostro numero di WhatsApp per chi vuole contattarci. Se tu vuole contattarci per farci una domanda, un suggerimento, una testimonianza, una richiesta di preghiera, ecco, questo è il nostro numero di WhatsApp in cui tu puoi mandare la tua richiesta, il tuo messaggio, e così noi riceveremo e porteremo qua nella preghiera del mattino la tua testimonianza o la tua richiesta di preghiera. Il numero è prefisso d'Italia più 39 351 360 43 20. Allora, ripeto, più 39 351 360 43 20. Gloria a Dio. Vorrei mandare un grande abbraccio ai nostri fratelli di Sheadamiti, a tutti i nostri fratelli di Sheadamiti. Vorrei mandare un abbraccio grande dei settori ecclesiastici, un abbraccio grande al settore di Firenze, settore ecclesiastico 1, che Dio benedica tutti i miei fratelli di Scandici, di Firenze e di tutta la provincia di Firenze, che il Signore vi benedica nel nome di Gesù. Vorrei mandare anche un altro abbraccio ai fratelli di Pisa, il settore ecclesiastico di Pisa è il settore 02, che è lì con il nostro missionario Marco Lillo e la missionaria Denisa. Che Dio vi benedica abbondantemente. Un saluto a tutti i miei fratelli di Pisa, della provincia di Pisa, Pisa Centro e Monticerboli Pomarance. Che Dio benedica a tutti. Vorrei anche mandare un abbraccio ai miei fratelli del settore ecclesiastico 3 di Verona, in provincia di Verona, nella città di Legnago. Un abbraccio grande ai nostri missionari Giovanni e Dariana e tutti i nostri fratelli di Verona. Che Dio vi benedica nel nome di Gesù. Vorrei mandare anche un abbraccio ai fratelli che sono in Italia, ai fratelli d'Italia. Un abbraccio grande dal nord al sud d'Italia. Un abbraccio, che il Signore vi benedica abbondantemente, e vorrei anche estendere questo abbraccio a tutti i miei fratelli che sono in Europa, nell'est europeo, nel nord Europa, all'ovest. Che Dio benedica tutti i miei fratelli che ci vedono, che ci seguono, in speciale la nostra missionaria Mirella e tutti i nostri fratelli di Svezia, che dall'8 a 15 saremo lì insieme adorando al Signore, dicendo che Lui è grande, portando la buona notizia di salvezza. Alleluia, il risveglio spirituale. Gloria al Signore. Come noi in Brasile abbiamo ricevuto il risveglio spirituale, il messaggio pentecostale dai nostri missionari svedesi che arrivarono in Brasile nel 1910 cantando In Belém do Pará, dove iniziò la dottrina di Dio, Lui inviò
Il battesimo di fuoco per i fedeli era 1910. Assemblea di Dio in Brasile arrivò, predicando la parola e anche i doni, la porta che lui ha aperto non ha mai chiuso. Alleluia! È il battesimo di fuoco, è il messaggio pentecostale, è il messaggio di salvezza. E questa è la buona notizia. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi, per sempre. Lui salva, lui battezza con lo Spirito Santo, lui guarisce e lui presto verrà. Alleluia! Gloria al Signore. Un abbraccio grande anche ai nostri fratelli in Spagna, fratello Marco di Spagna. Che il Signore continui a benedire la vita del nostro fratello Marco. I fratelli che sono in Germania, in Portogallo, in Inghilterra, che Dio benedica a tutti nel nome di Gesù. Leggiamo la parola di Dio. Gloria al Signore. Geremia capitolo 35. Dice così: la parola che fu rivolta a Geremia dall'Eterno al tempo di Joachim, figlio di Josia, re di Giuda, dicendo: va alla casa dei Racabiti e parla loro. Conducili quindi nella casa dell'Eterno, in una delle camere, e offri loro vino da bere. Allora io presi Jasania, figlio di Geremia, figlio di Abasinia, i suoi fratelli e tutti i suoi figli e tutta la casa dei Recabiti, e li condussi nella casa dell'Eterno, nella camera dei figli di Anan, figlio di Igdalia, uomo di Dio, la quale si trovava vicino alla camera dei principi sopra la camera di Maseia, figlio di Shalum, guardiano della porta. Posi quindi davanti ai figli della casa dei Racabiti dei boccali pieni di vino e delle coppe, e disse loro: bevete vino. Ma essi risposero: noi non beviamo vino, perché Jonadab, figlio di Recab, nostro padre, ci ha comandato dicendo: non berete vino in eterno, né voi né i vostri figli. Non costruirete case, non seminerete alcuna semente, non pianterete vigne e non ne possederete alcuna, ma abiterete in tende tutti i giorni della vostra vita, affinché viviate lungamente nel paese dove risiedete. Così noi abbiamo udito alla voce di Jonadab, figlio di Recab, nostro padre, in tutto ciò che ci ha comandato, di non bere vino per tutta la nostra vita, tanto noi che le nostre mogli, i nostri figli e le nostre figlie, di non costruire casa per abitarvi e di non avere né vigna né campo né sementi, ma abitiamo in tende e abbiamo ubbidito e fatto tutto ciò che Jonadab, nostro padre, ci ha comandato. Ma avvenne che quando Nebuchadnezzar, re di Babilonia, è salito contro il paese, abbiamo detto: venite e andiamo a Gerusalemme, per paura dell'esercito dei Caldei e dell'esercito di Siria. E così ci siamo stabiliti a Gerusalemme. Allora la parola dell'Eterno fu rivolta a Geremia dicendo: così dice l'Eterno degli eserciti, il Dio di Israele: va e di agli uomini di Giuda e agli abitanti di Gerusalemme: non volete dunque ricevere ammaestramento ascoltando le mie parole? Dice l'Eterno. Le parole di Jonadab, figlio di Recab, che comandò ai suoi figli di non bere vino, sono state messe in pratica. Così essi non hanno bevuto vino fino a quest'oggi, perché hanno ubbidito al comandamento del loro padre. Ma sebbene io vi ho parlato con urgenza ed insistenza, voi non mi avete ascoltato. Vi ho anche mandato con urgenza
e di insistenza i miei servi, i profeti, dicendovi: si ritragga dunque ciascuno dalla sua via malvagia, emendate le vostre azioni e non andate dietro ad altri dei per servirli. Allora abiterete nel paese che ho dato a voi e ai vostri padri. Ma voi non avete prestato orecchio né mi avete ubbidito. Sì, i figli di Jonadab, i figli di Recab, hanno messo in pratica il comando dato loro dal Padre, ma questo popolo non mi ha ubbidito. Perciò così dice l'Eterno, il Dio degli eserciti, il Dio di Israele: ecco, io faccio venire su Giuda e su tutti gli abitanti di Gerusalemme tutto il male che ho pronunciato contro di loro, perché ho parlato loro ma non hanno ascoltato, li ho chiamati ma non hanno risposto. E alla casa dei Recabiti Geremia disse: così dice l'Eterno degli eserciti, il Dio di Israele: poiché avete ubbidito all'ordine di Jonadab, vostro padre, avete osservato tutti i suoi precetti e avete fatto tutto che vi aveva prescritto, così dice l'Eterno degli eserciti, il Dio di Israele: a Jonadab, figlio di Recab, non verrà mai a mancare qualcuno che stia sempre davanti a me. Fratelli, il Signore ha messo il popolo di Giuda davanti ai figli di Jonadab, ai Recabiti. Questi Recabiti hanno seguito l'ordine, il comandamento del loro padre e non hanno fatto niente di ciò che il loro padre aveva proposto e dato come regola. Molte volte noi siamo molto propizi ad ascoltare le persone. Noi viviamo in un tempo che è un tempo molto pericoloso. Perché? Perché prima per ascoltare qualcuno si doveva venire in chiesa o andare da qualche parte, si scriveva una lettera, il tempo di risposta era lungo. Oggi noi abbiamo ridotto il tempo di risposta, il tempo di distanza. Oggi abbiamo tutto più veloce, abbiamo le macchine che camminano veloce, il treno, l'aereo. Siamo qui oggi, possiamo oggi stesso essere da un'altra parte del continente, con i mezzi. E anche sono qui a Firenze e allo stesso tempo, non personalmente, ma la mia voce è per tutto il mondo, a chi vorrà, tramite la piattaforma. Questo è buono? Sì, è buono, ma è anche pericoloso. È buono perché possiamo usare per il bene, come uso io, per proclamare la parola di Dio, per annunziare la buona notizia, per portare un consiglio biblico, per pregare insieme. Ma oggi dobbiamo stare attenti perché non ci sono né porte, né mura, né distanza. È tutto proprio sulle mani. Tutte le informazioni per tutti sono sulle mani. Questo non è un pericolo quando noi abbiamo lo Spirito Santo per discernere il messaggio da chi viene.
siamo molto propizi a ascoltare un consiglio, una novità, un suggerimento, qualcosa che è in moda. Ci aggiorniamo facilmente oggi. La stagione, il clima, questo è meraviglioso. Ma esiste una cosa che è il nostro modello, che si chiama la parola di Dio, e che molte volte noi la disprezziamo per accogliere consigli degli empi. Il Salmo di numero 1, che apre questa collana di cantici, dice: beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi. Vedete come inizia il Salmo 1? Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi. Molte volte noi siamo spinti a agire, a vivere, a fare, a essere ciò che le persone desiderano. E quando non siamo, non facciamo parte di quel gruppo. Diventiamo la minoranza, non siamo la massa, non siamo il corpo di manovra, la massa di manovra, l'impasto che il mondo sa manovrare, che il mondo ha il controllo. Quando noi apriamo i social, noi vediamo lì diverse persone che non sappiamo chi sono, da dove vengono, cosa fanno. Non importa. Dobbiamo fare attenzione a ciò che parlano, perché ciò che parlano vuol dire molto, e ciò che parlano deve essere misurato sulla parola di Dio. Alleluia. Questi recabiti vengono di generazione. Loro vengono di generazioni. Ma ogni generazione dei recabiti hanno mantenuto i principi e hanno mantenuto il comandamento del loro padre Jonadab. Ci sono persone che non hanno una posizione spirituale, non hanno una chiamata spirituale, non hanno una vocazione così. Sono del mondo, ma hanno molto più principi di che le persone che vivono. Scusate quello che dirò, che vivono in chiesa e che pregano e che predicano la parola. Ci sono persone nel mondo che conservano ancora principi che non sono principi biblici, ma sono principi etici, di etica. Loro conservano per la loro morale, e noi che abbiamo dei principi biblici, comandamenti che ha dato il Signore, molte volte li disprezziamo perché vediamo come oltrepassato. È già oltrepassato questo. È vecchio. La parola del Signore dice che il Signore fa Geremia chiamare i figli dei recabiti
e ha messo davanti ai figli di Giuda a Gerusalemme, davanti al popolo di Dio, per essere come esempio. Ossia, Dio ha preso quelle persone che non avevano niente di un ruolo spirituale davanti nel tempio di Dio, davanti agli uomini e donne chiamati da Dio, per dire: guarda che loro mantengono principi e i loro principi sono basati su un ordine di un uomo. Voi avete ricevuto i principi, i miei principi, avete ricevuto i miei comandamenti, le mie ordini, che sono Dio vivente, l'Eterno, e non portate avanti e non mettete in pratica. Molte volte noi disprezziamo il consiglio del Signore perché accogliamo il consiglio di un empio, del mondo, perché è moda, perché adesso è così. Quante volte noi accogliamo le cose del mondo perché se no siamo massa di manovra, siamo impasto di manovra. Pensando di non essere al passato, volendo essere moderni, diventiamo ribelli. Viviamo in un mondo, ma non siamo di questo mondo. Ma non solo nelle pratiche, ma nel ragionamento. Ci sono persone che hanno perso i principi che hanno ricevuto, hanno imparato. Oggi lo Spirito Santo ci invita, a te che sei cristiano, te che sei una cristiana, Dio ti sta invitando a guardare i nostri padri, condottieri. La parola del Signore ci parla agli Efesini capitolo 5. Dice: siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi. A chi stai imitando? A chi tu stai imitando? Agli Ebrei capitolo 13 il Signore continua parlando: continuate nell'amore fraterno, non dimenticare l'ospitalità, perché alcuni praticandola hanno ospitato senza saperlo degli angeli. Ricordatevi dei carcerati come se foste loro compagni e di quelli che sono maltrattati, sapendo che anche voi siete nel corpo. Sia il matrimonio tenuto in onore da tutti e il letto coniugale sia incontaminato, ma Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto e io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? Ricordatevi dei vostri conduttori che vi hanno annunziato la parola di Dio e, considerando il risultato della loro condotta, imitate la loro fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non lasciatevi trasportare qua e là da varie e strane dottrine,
perché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia e non da cibi, da cui non ebbero alcun giovamento quelli che ne fecero uso. Noi abbiamo un altare del quale non hanno diritto di mangiare quelli che servono al tabernacolo. Infatti, i corpi degli animali, il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario per il peccato, sono bruciati fuori dell'accampamento. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, ha offerto fuori della porta. Usciamo dunque fuori dell'accampamento e andiamo a lui portando il suo vituperio. Infatti non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Per mezzo di lui dunque offriamo di continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. E non dimenticate la beneficenza e di far parte dei vostri beni agli altri, perché Dio si compiace di tali sacrifici. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle anime vostre, come chi ha da renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio. Pregate per noi, perché crediamo di avere una buona coscienza, desiderando di comportarci rettamente in ogni cosa. Alleluia. Sono principi, sono consigli che stiamo disprezzando per accogliere consigli degli empi. Alleluia! Ah, ma sai, noi viviamo già nel tempo della grazia e quindi Dio, sai, il Signore mi conosce. Dio non considera più questo. Attenzione, attenzione. Mi raccomando in conservare i principi che hai ricevuto. Ieri vedevo la foto di un pastore che ha compiuto 100 anni. Lui è uno dei pionieri dell'opera del Signore in Brasile. E passava una retrospettiva della vita di quell'uomo, di tutto ciò che lui aveva vissuto. E dopo lui era seduto in una sedia nella chiesa che ha costruito, ma vedevo la chiesa con un'altra essenza. Vedevo il tempio, la struttura, con un'altra essenza. Molte volte noi, fratelli, non conserviamo un'essenza, perché il mondo ci convince che non ci sono problemi in cambiare. Non ci sono problemi in cambiare un colore della parete. Non ci sono problemi in cambiare un modo di vestire. Io non condanno nessuno. Io no. Non ho potere per condannare. Ma ti consiglio di analizzare i tuoi principi, le tue radici, da dove tu vieni, per vedere se tu sei lo stesso Daniele. Alleluia! Io vedevo quell'uomo ieri seduto, ma lui è rimasto dopo 100 anni di vita, lo stesso Daniele. Ma il luogo dove lui ha lavorato più di 70 anni non era lo stesso.
è molto facile perdere la direzione. Infatti la Bibbia dice: chi mette la mano sull'aratro non può guardare indietro. Sa perché? Perché quell'aratro, se uno gira, fa una strada storta. Fratelli, Geremia parla con il popolo di Giuda. Dio stamattina non sta parlando con persone che non conoscono, con persone che non hanno imparato, con persone che non hanno avuto principi. Qual è il tuo principio? Di che famiglia tu sei? Ah, ma sai, non mi piace questo modo, mi piace più quell'altro modo. Va bene, lascia quelli che fanno quel modo, ma tu hai una famiglia e tu hai un principio. Tu hai un principio. E questo principio non trascurare. Ricordiamo di Sansone. Lui era nazireo. Sarà che Sansone non vedeva gli altri, i ragazzi che tagliavano i capelli, che si tagliavano i capelli, che bevevano? Sarà? Certo. Ma lui poteva? Fratelli, ci sono cose che Dio non vuole per te. Fratello, sorella, ci sono cose che Dio non vuole per te. Ci sono abiti che non abbinano con i tuoi principi. Ci sono comportamenti che non abbinano con i tuoi principi. Ci sono strade che non abbinano, non converge o non cammina o non è possibile camminare perché non sono strade che Dio ha voluto per te. Ah, ma mi piace, perché oggi viviamo in un tempo di piacere. Ci sono persone che perdono tempo, persone che stanno a fare video per intrattenere gli altri, sorridendo. Sono video di intrattenimento per la persona essere lì a sorridere con il telefono in mano. Contenuti per intrattenere le persone, per fare ridere le persone, perché le persone sono tristi, le persone sono stufate e vogliono intrattenimento diversi. Le cose che ci sono non sono più sufficienti. Ci sono persone che la chiesa che frequenta non è più sufficiente, il pastore non è sufficiente, il messaggio non è sufficiente, i cantici non sono sufficienti, il luogo di culto non è più gradevole, non è sufficiente. Cosa vogliono? Novità. Ma se loro desiderassero la novità della parola di Dio, perché la parola di Dio è nuova ogni mattina, alleluia!
Riempi la tua vita della parola. Leggi la parola. Dà una fine in questa vita stanca, stufata, annoiata. Con la parola comincia a riprendere i principi che tu avevi all'inizio, di meditare sulla parola, di pregare, di fare il tuo culto domestico. Il culto domestico è diventato devozionale, perché è più bello, devozionale. Mio devozionale, il culto domestico, il culto personale. Perché le persone vogliono decorare, mettere decorazione, aggiungere per fare più attraente, ma la parola in sé è attraente, la parola in sé è potente, la parola non ha bisogno di niente in più, la parola non ha bisogno di niente in più. Alleluia! Dio dice a Geremia di portare i figli di Jonadab davanti, o meglio, dentro la casa di Dio. Ci sono persone che ci sono empi che hanno più fede di un credente. Ci sono persone che seguono bugie. Parlavo con la mia mamma proprio questi giorni. Noi che abbiamo la vera parola, il Vangelo di salvezza, tratteniamo e diciamo, ma sai che io ho vergogna di portarlo. Io non so cosa faccio. Io non sono per l'evangelizzazione. Ieri, due signore di una religione ha cominciato a suonare tutti gli appartamenti. Ma noi che abbiamo in mano la parola abbiamo disprezzato i principi, ma queste persone che vivono nella vita, nell'errore, nello sbaglio, nella bugia, non si fermano. Io vorrei finire questo messaggio dicendo cosa tu stai facendo con la porzione che Dio ti ha consegnato. Cosa tu stai facendo con il privilegio che Dio ti ha dato. Cosa tu stai facendo con il territorio che Dio ti ha affidato, con la città che Dio ti ha affidato, con il popolo che Dio ti ha affidato, con la casa, con i figli, con il marito, con la moglie che Dio ti ha dato. Cosa stai facendo? Trascurando perché non ti piace così. C'era un richiamo di Dio. Dio stava richiamando il popolo di Giuda a tornare ai principi. Aveva un mandato di urgenza e di insistenza. Vedete come la parola è forte. Un mandato di urgenza e di insistenza. Cosa tu stai aspettando? Se è da andare, prendi le tue valigie oggi, vai. Perché chi mette la mano sull'aratro non può tornare indietro. Cosa stai facendo con la porzione di Dio che Lui ha riservato per te? Non pensare che
l'opera di Dio si fermerà per causa tua. No. Dio voleva e vuole te. Ma se tu non vuoi, Lui provvederà un altro per fare quello che tu dovevi fare. Ma guarda che il prezzo è in più. È in più, sai perché? È in più perché c'era il prezzo per fare. Perché tu facessi. È come uno che lavora nel suo negozio e quando non lo fai metti un impiegato e quello impiegato, oltre lo stipendio che deve ricevere, c'è la responsabilità che non è sua, ma è tua. Tu stai lasciando posto vuoto, sedia vuota, posto vuoto, perché tu ti stai occupando con cose che sono interessi tuoi. Era questo il problema di Giuda. Giuda stava cercando di avere cose che era del loro interesse, il popolo di Giuda, trascurando i principi di Dio, trascurando la volontà di Dio, i piani di Dio, il desiderio di Dio. Fratelli, stamattina lo Spirito Santo ci parla. Non abbandonare il posto che Dio ti ha messo. Non abbandonare il piano di Dio. Non avere paura di compierlo. Non avere paura di portarlo avanti. Non avere paura di seguire avanti. Non avere paura di prendere decisioni. Non avere paura di proclamare, di annunziare, di testimoniare, di dire chi siete. Ci sono persone che stanno cercando come spiegheranno agli altri, che seguiranno il Signore, che faranno la volontà di Dio, ma che dirà la mia mamma, che dirà il mio papà, che dirà mia moglie, che dirà il mio capo, che dirà la mia famiglia, che dirà i miei amici. Ma tu hai già pensato che dirà il Signore? Che ti ha dato un ordine? Che ti ha piantato? Che ti ha chiamato? Che ti ha salvato? Hai già pensato? Che dirà il Signore? Che Dio ci benedica. Gloria al Signore. Preghiamo, fratelli. Preghiamo stamattina, ringraziando Dio. Vorrei chiedervi preghiera per la ristrutturazione della nostra base missionaria a Pomaranci. Abbiamo a Pomaranci un palazzo e questo palazzo verrà ristrutturato e noi abbiamo bisogno delle tue preghiere. Prega con noi, prega perché il Signore possa provvedere a ogni necessità, che Dio possa provvedere sia risorse materiali, umane, perché abbiamo bisogno dei lavoratori, abbiamo bisogno anche di rinforzo di preghiera, perché, fratelli, senza la preghiera non possiamo muoverci, perché la preghiera fa succedere ogni cosa, fa venire all'esistenza ciò che non esiste. La preghiera fa il ferro della scure venire alla galla. E quindi io ho bisogno che tu si impegni, che prenda come impegno pregare per la ristrutturazione e il proposito missionario che abbiamo in quella città. Pomaranci, un paese nella frazione di Montecervoli, ci sono i fratelli operando nel nome di Gesù. Vi prego di mettervi in preghiera per questi fratelli, per il missionario, per la missionaria,
per tutti i missionari che sono lì, per quelli che arriveranno per aiutare, per servire e perché Dio possa mandare altre famiglie, lavoratori, uomini e donne che hanno impegno con Dio, responsabilità con Dio, che profumano dell'altare di Dio. Quindi, fratelli, vorrei chiedervi preghiera, se avete possibilità di aiutare, di contribuire anche con questa ristrutturazione. Qui ci sono le coordinate bancarie e potete fare i vostri bonifici per beneficiare la ristrutturazione di questo palazzo, che abbiamo questi 2 mesi da portarlo su per l'immersione missionaria, dove riceveremo le famiglie, i ragazzi, per un grande incontro spirituale lì in città che il Signore ci ha già preparato. È sull'agenda di Dio questo incontro, e conto su di voi, sulle vostre preghiere e sulla tua contribuzione. Se hai possibilità, falla con gioia. Che Dio vi benedica. Ringraziamo il Signore di questa mattina e preghiamo nel nome di Gesù. Padre, nel nome di Gesù veniamo a te e vogliamo ringraziarti, Signore, di questa opportunità, del privilegio che ci dai di essere qui insieme per lodare e benedire il tuo santo nome. Tu che sei santo, magnifico, Signore, tu che sei al di sopra di tutti, tu che sei seduto nel tuo trono sovrano, eterno, irremovibile, tu che sei il Signore, Salvatore. Oh Gesù, tu che sei l'agnello di Dio, l'unico degno di aprire il libro e di rompere i suoi sigilli. Tu che sei morto ma sei risorto e hai vinto la morte e hai preso la chiave. Oh Signore, ti prego Gesù, che la tua grazia possa raggiungere gli uomini che non ti conoscono e che si sono allontanati da te, dalla via, questi uomini che hanno lasciato i principi come il popolo di Giuda, che hanno abbandonato l'altare, che si sono mescolati con le cose del mondo e hanno abbandonato i loro principi e le loro abitudini e i tuoi comandamenti. Signore, nel nome di Gesù, Padre, ti prego di avere misericordia di queste persone e non ridurli a niente come agli empi farai, ma ti prego nel giorno dell'ira ricordati della misericordia, perché se non diranno: ma il Signore non è misericordioso, cosa diranno gli empi? Ma il Signore non è misericordioso? Fa, Signore, evidente la tua misericordia, ma fa pure evidente la tua grazia salvifica. Che questi uomini possano tornare a te come quegli esilati che tornarono dall'esilio di Babilonia, che tornarono dall'esilio di Siria e hanno potuto avere un'altra opportunità. Signore, che loro possano rendersi conto che hanno abbandonato i principi, i precetti, che hanno abbandonato i comandamenti, la tua volontà. Vedi quelli, Signore, che tu stai insistendo, dicendo: attenzione, fai la mia volontà, ti arrendi, ma sta coinvolto ai suoi ragionamenti, alle sue paure, è coinvolto con le cose di questo mondo, e le cose di questo mondo ne sempre sono adulterio e fornicazione, ma anche disubbidienza, mancanza di fede.
preoccupazione al futuro. Signore, tu sei lo stesso ieri, oggi, per sempre. E molte volte noi dimentichiamo questo. Dimentichiamo che tu sei. Pensando di essere qualcosa, pensando che possiamo risolvere il nostro futuro, pensando che possiamo mettere a posto la nostra vita, prendiamo via strada che sembrano buone, ma alla fine di morti. Quante persone deluse, quante persone depresse, quante persone lontane perché hanno seguito i loro ideali e magari dicono io ho avuto soltanto quella scelta, e non è vero. Satana ha ingannato dicendo tu hai solo questa possibilità, invece no. Signore, quando tu hai un piano per noi, è impossibile che questo piano non vada bene. Soltanto noi possiamo impedire che non vada bene. Se non ubbidiamo, se non ci arrendiamo. Ma non esiste forza dell'inferno, non esiste potestà, crisi politica, non esiste crisi economica, non esiste crisi sociale, non esiste una guerra che ci possa imbrogliare la vita. Perché la tua parola ci fa capire che le crisi sono state, ma i tuoi che hanno ubbidito, che hanno seguito, tu hai fatto saltare sulle loro alture. Fa quest'uomo capire che non deve accogliere consigli degli empi. Fai così. Ma sai, per te sarebbe buono che tu fossi così, che tu facessi così, che tu prendessi strada così, che tu lavorassi così, che tu studiassi così, o che tu vivessi così, cos'ha, là, qua, Signore. Empi, uomini, lontani dalla tua presenza, volendo consigliare persone, uomini tuoi, e ci sono questi uomini tuoi che stanno prendendo consigli, accogliendo consigli e non dando ascolto alla tua parola, né ai tuoi consigli, né al tuo piacere, né al tuo desiderio per la loro vita. Ti prego, Signore. È meglio gradire te. È meglio essere gradito a te di che essere gradito agli uomini. Quante persone non fanno, non vengono, non partecipano per vergogna o perché non vogliono essere diversi dalla società, dalle persone influenti del suo comune, della sua città o della sua famiglia o di dentro la sua casa. Ma che interessa? Perirai con gli empi? Signore, aiutaci nel nome di Gesù. Benedici la ristrutturazione, Signore, del palazzo, della missione lì a Pomaranci. Toglici dalle mani degli uomini. Signore, fa che la tua benedizione continua ad essere su di noi. E dacci, Signore, saggezza, che possiamo essere fedeli
in ogni cosa. Che possiamo essere fedeli in ogni cosa, Signore. Toglici dalle mani della Merlini, della Cini. Toglici dalle mani della Cangiuli, dalle mani, Signore, della Trapani, dalle mani di Cogneta, dalle mani di Badiani. Signore, dalle mani di Romano. Toglici, Signore, dalle mani degli empi, degli uomini che senza pietà ci trattano, Signore. Fai un'opera, quella che noi non possiamo fare. Benedice l'arrivo dei fratelli che stanno venendo a sommare, a aggiungere nella tua opera qui. Ti prego, Signore, che tu possa essere di liberazione, di benedizione per la loro vita. Provvedi a ogni bisogno, sia all'interno della tua opera come all'esterno per quelli che stanno venendo. Prepara diaconi, uomini che hanno timore, principi e che obbediscono la tua parola. Signore, vedi quelli che si allontanano per niente, per un bicchiere, per una danza. Vedi quelli che si allontanano per una sigaretta, che ti cambiano, che ti scambiano con cose di questo mondo, per una notte, per un piacere, per una donna, per un guadagno. Trovali, Signore, sulla loro strada e riportali sulla tua via, nel nome di Gesù. Amen. Che Dio vi benedica, un abbraccio grande, che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio, nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo siano con tutti, oggi, domani e per sempre. Tutti dicono Amen. Dio vi benedica, buona giornata nella presenza del Signore. Ti amo, Dio, la tua grazia non fallisce. Tutti i giorni sono nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio fino al mio dormire, canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro, canterò della tua bontà. Amo la tua voce, mi hai condotto in mezzo al fuoco, nella notte buia mi sei vicino come nessun altro. Ti conosco come padre, migliore amico mio, perciò canterò della tua